amici di Directa Sport, un buon pomeriggio dallo stadio comunale di Villa Cidro. In campo la Villa Cidrese e l'Annurese per la 13ª giornata del campionato di eccellenza. Villa Cidrese in maglia rosa, completo totalmente rosso per i padroni di casa allenati da Graziano Mannu, completo verde-azzurro invece per l'Annurese ospite quest'oggi a Villa Cidro. Squadre con ambizioni importanti sicuramente in questo campionato di eccellenza. Entrambe hanno attraversato un periodo negativo ma ne sono uscite benissimo. Annurese reduce da 3 vittorie di fila contro a Seminese 3-0, a Guspini 2-0, l'ultima lì punti un altro 3-0. 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte il bilancio fino a questo momento del campionato dell'Annurese. La Cidrese che invece è nona con 18 punti in 12 giornate, 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. Gialloblu che però hanno ritrovato il sorriso nelle ultime 2 partite, vincendo qui contro il Bosa. E poi la trasferta di Ghilarza, anche lì un 2-1 importante per la squadra di Graziano Mannu. Squadre già in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio. Inizierà con il primo pallone l'Annurese. Sul punto di battuta c'è Mauro Ragazzu che rimette in gioco il pallone dietro per De Murtas. È iniziata allora la partita a Villa Cidro con il primo pallone giocato dalla squadra ospite. Subito un lancio lungo per la velocità di Bulla. Poco andremo anche a vedere le scelte dei due tecnici con la Villa Cidrese che però recupera palla. Allora seguiamo, no, c'è fuori gioco di Piras. Allora, calcio di punizione per l'Annurese che schiera congiunti tra i pali Peana, Tuccio, Roccuzzo, Manfredi, Puzzu, Bulla, De Murtas, Ragazzu, Cocco e Vinci. Le scelte di mister Giuseppe Cantala. Dall'altra parte c'è Gemiliano Pisano tra i pali per la Villa Cidrese, Michel Meda, Giacomo Lusso sulle corsie esterne di difesa, Bruno e Pinna sono i due difensori centrali. A centrocampo c'è Corda, c'è Angeleddu, c'è Paulis, c'è Cordedu e c'è anche Muscas. Unica punta Manuel Piras. Confermare lo schieramento con un solo attaccante. Villa Cidrese che qui si deve difendere su questo cross troppo sul portiere di Fabio Cocco. Controlla senza troppi problemi Pisano. Villa Cidrese che in questo primo tempo attaccherà da destra verso sinistra rispetto ai vostri schermi. Subito il lancio per cercare Piras, buona la sponda per Muscas che va a dare pressione a Puzzu. Qui anche una trattenuta, lascia giocare l'arbitro. Eleonora Pili di Cagliari, supportata da Francesco Meloni, sempre della sezione di Cagliari, primo assistente, secondo assistente Monica Ortu, anche lei della sezione di Cagliari. Rimessa laterale lunga di Marcello Angeleddu. Prova ad andare al centro dell'area dove è arrivato anche Pinna a saltare, poi Paulis destro al volo, diventa più un cambio gioco per Cordedu che non riesce a tenere in gioco il pallone. Si riparte allora con la rimessa laterale per la Villa Cidrese. Qui recupera il pallone ma con un fallo. Ora si riparte con questo calcio di punizione fidato al portiere Davide Congiunti. Serie di colpi di testa, Piras non riesce nella sponda per Corda che anche oggi viene confermato come trequartista di supporto a Piras. Qui Piras cade a terra, fischia l'arbitro, calcio di punizione, una zona interessante per un cross per la Villa Cidrese in questo avvio. Si riempie l'area di rigore dell'Annurese.
Cordeddu sul punto di battuta, parte il destro al centro dell'area di rigore, Puzzo anticipa anche il suo portiere, poi prova a ripartire la Nuorese, qui un brutto intervento, parte di Corda se non l'abbiamo visto male, prima ammonito ma si accende anche una mischia perché l'intervento era anche duro, necessario il soccorso sanitario, l'uomo rimasto a terra dovrebbe essere Giovanni Bulla, allora gioco che si ferma. Corda tra l'altro ex della partita, qui ancora animi che si surriscaldano in questo avvio. Ancora a terra Giovanni Bulla. Terra dolorante, era partito in contropiede il 7 della Nuorese. Capire se potrà proseguire la partita, se è già interrotta in questo avvio. Disposizione di Mister Cantara, c'è il secondo portiere Calderaro, poi i 2004 Becconi e Tolu, Farris, Porcu, Piredda e Periale. Disposizione invece di Graziano Mannu, c'è il secondo portiere Emanuele Ardau, poi Alessio De Montis, Michele Caddia, Mattia Cinus, Nicola Labriola, Manuele Porro, Umberto Festa, Alessio Figus, Alessandro Figus. Si rialza zoppicante Bulla. Dal regolamento può restare in campo anche dopo il soccorso medico, visto che c'è stato il cartellino giallo per Corda. Vanno sicuramente migliorate le sue condizioni per poter rientrare sul terreno comunale di Villacidro. Anche sportivi applausi da parte del pubblico. Per il giovane Giovanni Bulla, classe 2002. Qui il rinvio lungo da parte di Congiunti. Direttamente in rimessa laterale, anzi direttamente nella tribuna di fronte alla nostra postazione. È necessario per arrivare un altro pallone, allora è rientrato in campo Bulla con la maglia numero 7, qui il lancio con la chiusura di Manfredi, ancora la Villacidrese che però prova a spingere, Corda, qui il pallone per Piras, cade, stavolta non fischia l'arbitro, vediamo se prova a ripartire la Nuorese. Qui altro intervento duro, stavolta con Matteo Vinci che finisce a terra. Altra interruzione, altro calcio di punizione in favore della Nuorese, che prova sicuramente a spingere con i suoi due giovani esterni, Bulla classe 2002 e Vinci classe 2001, a supporto invece dell'espertissimo Mauro Ragazzo, per 2 anni capocannoniere dell'eccellenza, si è confermato anche in questa stagione con ottimi numeri. Qui altro intervento di Corda che deve stare attento su Fabio Accocco. Altro calcio di punizione per la Nuorese. Provano a salire i saltatori ospiti. Allora io ne approfitto anche per ringraziare i nostri partner, i nostri sponsor, che stanno permettendo la visione di questa partita anche su Nuoro, mentre c'è Cocco qui che scodella il pallone in mezzo.
particolare di Piricambi, Fabrizio Porcu Refrigerazioni, Vini Delizie e Smile Caffè. Loro contributo importante per consentire la visione di questa partita anche su Nuoro. Qui cade letteralmente in acqua corda, inevitabilmente la pioggia ha condizionato il terreno di gioco che sta disputando questa sfida, in particolare davanti alla panchina della Nuorese, due pozzanghere abbastanza vistose. Maglia di Piras da rossa è già diventata color fango, mentre Bruno qui rilancia di prima, corda di testa, alza il pallone, altro colpo di testa di Angheledu, poi Piras sovrastato, Cocco a centrocampo, riesce a passare in mezzo a due, Angheledu non lo molla, calcio di punizione con il fallo di Marcello Angheledu e Cocco che si lamenta forse perché voleva un cartellino. Qui punizione battuta larga dove c'è Vinci, grande numero, la mette in mezzo alla traversa e poi il ragazzo che a portavolta non riesce a deviare, Bulla qui cade a terra, sembra essersi fatto male con la gamba che è rimasta piantata a terra sul tentativo di arrivare su quel pallone, però primo brivido dalle parti di Pisano con la traversa colpita da Vinci dopo la deviazione. Era molto tollerante. Giovanni Bulla, stretto ancora, soccorso medico, e forse c'è anche la sostituzione in casa nuorese, visto che il giovane Bulla non sembra in grado di proseguire. Nuorese nel frattempo può restare in avanti. Eccolo qui il cambio dentro Andrea Piredda, classe 2002. Lasciargli il posto però non è Bulla, sì è Bulla, appunto si era solo avvicinato, quindi Bulla resta fuori dal campo per il soccorso medico. Già la prima sostituzione in casa nuorese con l'ingresso con la maglia numero 16 di Andrea Piredda al posto di Giovanni Bulla. Qui sarà calcio d'angolo per far ripartire il gioco con Cocco che scodella il pallone sul primo palo. Michel Medda di testa allontana il pericolo, poi Cocco la tiene in campo, possibilità di prendere il fondo, saltato Lusu, saltato anche Paulis, poi c'è il ritorno di Lusu, in due riescono a fermare il capitano della Nuorese e Lusu qui anche d'astuzia riesce a guadagnare la rimessa laterale. Palla alzata per Piras, poi Corda prova a metterla giù in mezzo a due, finisce a terra, arriva il calcio di punizione per la spinta ai danni di Corda. Angheledu, calcio di punizione lungo per cercare Muscas qui sulla sinistra, non riesce a tenerlo in campo, ancora Muscas che cerca di dare pressione sul suo avversario, poi palla che finisce fuori con il duello tra Muscas e proprio il nuovo entrato Piredda. Angheledu, rimessa laterale ancora lunga, non trova il suo capitano, poi cross potentissimo dall'altra parte al limite dell'area di rigore, in qualche modo Cordedu, il rimpallo favorisce Piras, calcia con il destro e sfiora il palo lontano, vicinissimo all'1-0 Manuel Piras. Migliore occasione in questo primo quarto d'ora di gioco
Per quanto riguarda la Villa Cidrese, la Nuorese aveva colpito anche fortuitamente la traversa con l'iniziativa di Vinci sulla sinistra, poi il ragazzo non era riuscito nella deviazione sotto porta. La stessa azione cui per essersi fatto male Bulla, anche una vistosa fasciatura al ginocchio, quando ovviamente non sia nulla di grave per l'esterno di Giuseppe Cantara, mentre la Nuorese riparte da dietro, riparte dal suo portiere Davide Congiunti, arrivato dal latte dolce. Rinvio lungo, c'è solo Pinna che di testa alza il pallone, Corda rischia di pagare un po' fisicamente il duello con De Murtas, poi Villa Cidrese non riesce a ripartire qui, Medda vuoto, graziato dalla Pozzanghera qui l'esperto centrocampista, oggi però prestato a terzino destro della Villa Cidrese. Per la fine il fallo di Angheleddu, anzi no, l'arbitro dice di giocare e lancio lungo per Piras, troppo lungo, lasciato andare con troppa facilità secondo l'arbitro il giocatore della Nuorese. Allora è arrivato il fischio sul recupero palla di Marcello Angheleddu. Qui Cordeddu di prima per Corda, la mette giù bene, il pallone per Piras, la posizione è regolare, Piras davanti al portiere, Piras cade, non c'è nulla. Qui le proteste anche di Piras sul ritorno dei difensori della Nuorese che hanno impedito a Piras di calciare solo davanti al portiere. Tuccio, Vinci prova ad accelerare, il pallone dentro per Ragazzu, c'è Bruno che prova ad arginare il bomber ospite, proprio Totò Bruno riesce ad allontanare il pallone. Grande chance anche questa per la Villa Cidrese sulla buona verticalizzazione per Piras, attacca benissimo gli spazi, riesce a giocare molto bene sulla linea del fuorigioco avversario, mentre qui la Nuorese prova a spingere il limite dell'area di rigore, Bruno allontana dove c'è però Puzzu, prova ad andare da Piredda, cerca di addomesticare il pallone, Piredda la tiene in campo, poi Lusso finisce a terra, l'arbitro sta lasciando giocare su questi contrasti, poi il pallone per Cocco dall'altra parte, capisce tutto Cordeddu, poi l'iniziativa di Tuccio se la mette sul sinistro, conclusione dalla distanza che non trova lo specchio della porta. Andrà il rinvio lungo Pisano, terza centrocampo dove c'è Cocco, palla che arriva dove c'è l'altro capitano della partita, ovvero Pinna. Poi serie di colpi di testa, il pallone allargato per Piredda proprio dove c'è la Pozzanghera, se ne va con un gran dribbling a Lusso, il ritorno di Angheleddu, Ragazzu prova a controllarla, a girarsi, a cambiare gioco, non lo molla però Paulis, adesso il cambio lato sempre in quella zona di campo, ancora beffata la Nuorese, non riesce a ripartire subito invece la squadra di Graziano Mannu, poi arriva il cross allontanato da Puzzu, Muscas, il rimpallo ancora al numero 11, finisce a terra, per l'arbitro è tutto regolare, oltraggio molto all'inglese fin qui in un campo condizionato ovviamente dal meteo. Non sta piovendo ma ha piovuto su Villa Cidro, infatti come potete vedere proprio in quella zona di campo il pallone ogni volta che passa resta inchiodato. Qui Angheleddu non riesce ad allontanarlo benissimo, altro colpo di testa di De Murtas, poi Puzzu la alza, attenzione a Ragazzu, la chiama Pisano con personalità, con sicurezza il portiere della Villa Cidrese. Rinvio lungo adesso a cercare Piras, non riesce a metterla giù, duello con Manfredi. Ancora Piras a lottare su quel pallone, a guadagnare una rimessa laterale. Andrà Cordeddu con le mani.
tanto movimento da parte di Corda, ha scelto Angeleddu che qui se la alza, cerca di mettere il pallone a campanile, limite dell'area di rigore, colpo di testa di Manfredi ad allontanare, poi l'iniziativa ancora della Villacidrese, deviazione permette alla squadra di casa di restare in attacco. Questo tentativo di Angeleddu, corner affidato al destro di Mattia Cordeddu, rientrato Aguilarza sabato scorso nell'anticipo della 12ª giornata, suo il cross su calcio di punizione da cui poi è nato il gol del 2-1 di Alessio Figos, che anche oggi parte dalla panchina. Tanto movimento al centro dell'area di rigore, il cross sul secondo palo, colpo di testa di Tuccio, ma la traiettoria del cross di Cordeddu è uscita. Allora si riparte col rinvio dal fondo. Congiunti, pinna di testa, poi l'Anorese prova a controllarlo, allarga dove c'è Puzzu, pallone alzato in zona Paulis che ha spazio per controllare, va in verticale da Piras che spalle porta, prova a proteggerla, qui si gira anche, c'è Corda vicino, vuole andare da Muscas largo sulla sinistra in zona Pozzanghera, Muscas fa partire il cross col sinistro, troppo sul portiere e controlla senza problemi. Angeleddu di testa, duello tra Piras e Manfredi vinto ancora dal 5 della Nuorese, poi De Murtas, sfida tra numeri 8 con Angeleddu, ancora De Murtas che cerca lo spazio per andare in verticale, lo trova ma dove c'è solo Paulis che poi prova ad andare da Muscas, la mette giù al limite dell'area di rigore, la lascia lì per Corda, almeno quella poteva essere l'idea giusta, poi invece da Lussu che sbaglia completamente il cross mandandolo sul fondo. Ventunesimo minuto che è scoccato da qualche secondo al Comunale di Villacidro, 13ª giornata del campionato di eccellenza. Colpo di testa per Corda che controlla, prova a cambiare lato dove c'è Cordeddu. Alla fine va Paulis dal 7 dopo la deviazione che aveva negato il cambio gioco a Corda. Qui il pallone proprio per Corda, la mette giù, prova a girarsi 3-2, Corda la lascia lì per Piras, rimpallo, palla ancora lì, Corda a terra, l'arbitro però non fischia, allora arriva Paulis che vorrebbe una deviazione o comunque qualche tipo di fischio. Pallone alle stelle direttamente nei parcheggi, le spalle della porta di Congiunti. Tornata la pioggia a farla da protagonista. Gara per il momento combattuta, equilibrata tra le due squadre. Di testa di Pireda, Angeleddu cerca di andare in verticale, Manfredi non fa passare un pallone, poi Pireda la lascia lì per Roccuzzo, l'argentino non riesce a trovare Puzzu, Pireda di testa, altra rimessa laterale per la Villacidrese che guadagna metri. Terza rimessa laterale consecutiva
per Lussu, che adesso prova ad andare da Corda, palla troppo corta, Angeleddu anticipato da Rocuzzo, riparte la Nuorese con Vinci, arriva Cordedu, poi Michel Medda, zona Piras che non riesce a tenerla in campo. Ragazzu viene incontro per dare una mano in fase di uscita dal pressing, poi Muscas qui non riesce a controllarla, allora Rocuzzo con un gran pallone apre tutto sulla destra dove c'è Piredda, la scivolata però di Lussu che chiude il tentativo di Piredda, tra l'altro ultimo a toccare il 16 della Nuorese, che ha preso il posto dopo appena 11 minuti di Giovanni Bulla. Colpo di testa che si chiude, un'altra rimessa laterale per la Villa Cidrese che continua a guadagnare metri su questa fascia. Precedentemente 3 rimesse laterali consecutive per Lussu, che prova ancora ad andare lungo, non si va, una situazione troppo diversa. Qualche minuto fa un Lussu che stavolta l'appoggia per Angeleddu, palla alzata, poi in qualche modo Muscas, però una pozzanghera complica le cose, qui il fuorigioco sbandierato per Piras, visto dall'arbitro Lino Rapili, che comanda il calcio di punizione. Qui battuta corta in zona Tuccio, punizione da parte del portiere della Nuorese, poi il tentativo di cercare il ragazzo al centro dell'area di rigore, Piras a lottare tra tante maglie nuoresi, alla fine ad avere la meglio è proprio Tuccio, che prova a far partire un cross dalla tre quarti, il limite dell'area di rigore, dove però c'è solo Pinna di testa, altra palla alzata per Corda, duello con Puzzu, poi arriva Medda in verticale dove c'è il solo Peana, pallone allargato sulla destra per Piredda, impossibile da controllare per il numero 16. Qui Corda, duello con Piredda, il fallo di Piredda su Andrea Corda. Qualche metro indietro il calcio di punizione, ma Angeleddu alza il pallone per Piras, Peana poi ancora prova a metterla giù Rocuzzo, duello tra numeri 4 con Corda che finisce a terra, il calcio di punizione ancora per la Villa Cidrese. Zona centrale. Distanti dalla porta di Congiunti, ma comunque possibile zona tiro per Marcello Angeleddu, a colloquio con Salvatore Bruno. 4 uomini in barriera per Davide Congiunti. Diventano 3. Parte Angeleddu direttamente in porta, Congiunti controlla in 2 tempi il tentativo di Angeleddu. Aspetta qualche secondo prima di far ripartire il gioco, poi il colpo di testa di Angeleddu che finisce a terra, il pallone l'ha recuperato la Nuorese, altro lancio per Vinci a duello con Michel Medda, prova a puntarlo Vinci, arriva anche Cordedu, parte il cross, Pin allontana dove c'è De Murtas, poi intervento sul pallone anche se Paulis è rimasto a terra dolorante, Medda costretto a mandare il pallone fuori. Contrasto duro sicuramente quello che ha coinvolto Gianmarco Paulis.
Allora necessario intervento sanitario anche per il 10 della Villa Cidrese. Si rialza Marco Paulis, che sei un po' zoppicante, pronto a rientrare in campo, ovviamente dopo l'ok da parte dell'arbitro Eleonora Pili nella sezione di Cagliari. Rimessa laterale per la Nuorese dopo il pallone buttato fuori da Michel Medda e restituito sportivamente dagli ospiti direttamente al portiere pisano. Momenti in campo Paulis, 11 contro 11 la situazione in campo. Qui Roccuzzo controlla il pallone, Cocco di prima intenzione allarga molto bene per Vinci, sempre però in quella zona di campo dove il pallone resta inchiodato. Qui scivolano Medda e Vinci, alla fine palla allontanata dove c'è Piras, finisce a terra Piras, calcio di punizione per la Villa Cidrese. Alla giocata lunga per Angheleddu, tocco di ritorno per Cordedu, fa partire il cross di prima intenzione, il limite dell'area di rigore, capisce tutto la difesa della Nuorese che allontana dove però c'è solo Pinna. Pallone alzato per Muscas, difficile da controllare perché siamo in un'altra zona di campo dove c'è la Pozzanghera. Tra l'altro Muscas era anche in posizione irregolare. Peana al lancio lungo per Piredda, Lussu di testa prima dell'attaccante della Nuorese, poi contrasto falloso quello di Lussu su Piredda, che ha anche qualcosa da ridire al suo avversario. Calcio di punizione da cui può partire il cross di Cocco. Salgono i saltatori della squadra allenata da Giuseppe Cantara, tecnico scelto dalla Nuorese per questa stagione dopo il triennio sulla panchina dell'Ossese. Parte Cocco con il destro, troppo su Pisano, palla che rimbalza proprio davanti a lui, poi rischia anche di uscire dalla propria area di rigore nella troppa foga di far ripartire i suoi. Alla fine arriva il rinvio lunghissimo per Piras, ancora duello aereo con Puzzu, il pallone che si inchioda dove c'è Corda. Lussu, Peana di testa dove c'è Paulis, altro colpo di testa, lontana stavolta Manfredi. Pinna prova ad addomesticare il pallone, Ragazzu anche lui di testa, prova ad aprire per Piredda, rimessa laterale Villa Cidrese. Qui rimpallo che favorisce Muscas dopo il contrasto di Puzzu, Puzzu ultimo a toccare, chiede la rimessa laterale ma era fin troppo vistoso l'ultimo tocco del 6 che adesso raddoppia con De Murtas. Corda, e Corda si guadagna anche il calcio di punizione. Qui nonostante sia un fuoriquota, Andrea Corda, classe 2001, tantissima esperienza anche in queste situazioni. È stato anche un cartellino giallo per un altro giocatore della Nuorese, forse
per De Murtas per proteste. Quel che è certo è che ci sarà questo calcio di punizione per i padroni di casa con Marcello Angeleddu sul punto di battuta, mentre Bruno qui va a dire qualcosa al portiere Congiunti. 2 uomini in barriera per l'estremo difensore. Angeleddu da lì potrebbe andare nuovamente in porta, questa è la posizione più invitante per un cross. Angeleddu va direttamente in porta, palla che resta nell'area di rigore, nell'area piccola di rigore di Congiunti. C'è anche un fischio per un calcio di punizione. Cordeddu di testa dopo il rinvio di Congiunti. Piras sulla destra, torna da Cordeddu, fa partire il cross per l'inserimento di Muscas. A vuoto Manfredi, ma l'uscita sicura di Davide Congiunti ed evitare il peggio per gli ospiti. Invio troppo lungo per Ragazzu, Bruno di testa, De Murtas con un colpo di tacco per Paulis, però che poi va da Piras, sponda buona per Corda, sta arrivando Muscas dall'altra parte, palla aperta per Muscas, il campo permette all'11 di tenere in gioco il pallone, poi se la allunga un po' troppo, rinvio dal fondo per la Nuorese. In questi ultimi 10 minuti di primo tempo hanno superato il 35esimo, risultato sempre inchiodato sullo 0-0. Non tantissime occasioni, a dire la verità. Qui rischia di regalare il pallone agli avversari Congiunti. Piras lotta con Manfredi, poi riesce a far ripartire il 5 della Nuorese i suoi. Bruno allontana dove c'è però Vinci che alza il pallone per Ragazzu, duello ancora con Bruno che finisce a terra, per l'arbitro non c'è fallo. Ragazzu linea di fondo, però ad entrare in area di rigore c'è Michel Medda che chiude, poi allontana la difesa della Villa Cidrese. Tuccio con le mani va dietro da De Murtas, fa partire lui il cross che però è basso, limite l'area di rigore. Il Cidrese con Angeleddu che può provare a far ripartire il lancio di Paulis, però direttamente per Peana che guadagna campo, apre questo pallone sopra la testa di Medda. Vinci non può però arrivarci. Rimessa laterale Villa Cidrese. Sale la pressione adesso della squadra di Giuseppe Cantara che dà indicazioni ai suoi per come sistemarsi su questa rimessa laterale che batterà Michel Medda. Corda di testa, riesce a prolungarla per Piras che poi finisce a terra e guadagna un prezioso calcio di punizione. Medda la lascia a Bruno. Per la corsa di Cordeddu il rimbalzo tradisce però l'esterno della Villa Cidrese, rinvio dal fondo ancora per Davide Congiunti. Volta è alto il rinvio, troppo alto però per Ragazzu. La Nuorese in qualche modo riesce a ripartire
anche se Rocuzzo non può mai arrivare su questo pallone. Corre Muscas che ci crede fino alla fine. Peana, preoccupato dalla pressione, deve mandarla fuori, sembrava che l'avesse toccata Muscas. L'arbitro però dice che la rimessa laterale per la Villa Cidrese. Lussu prova a cercare Muscas, altra rimessa laterale qualche metro più avanti. Qui tanto il primo assistente Francesco Meloni va a dire qualcosa a Giuseppe Cantara e allora si avvicina anche Eleonora Pili a colloquio con il tecnico della Nuorese che prova a spiegarsi. Flessibile però Eleonora Pili. Chiede al tecnico di smetterla con le proteste. Qui colpo di testa di Pinna, deve essere una buona sponda per Piras, ci arriva però prima con le mani congiunti che fa risalire i suoi. Rinvio lungo a cercare Vinci, c'è Cordeddu, da una mano in fase di ripiego, poi Paulis alza il pallone per Piras, prova ancora a controllarlo il 9, a girarsi, duello con Manfredi, altro fischio per un altro calcio di punizione in favore della Villa Cidrese, può sfruttare un'altra palla inattiva. Qui il cross troppo su congiunti. Siamo già entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Il fatto che non si schioda dallo 0-0. Qui la controlla molto bene Paulis che poi prova ad andare da corda. Attenzione al rimbalzo De Murtas, la controlla Piredda con il petto, prova l'1-2 con Rocuzzo, palla che però esce in rimessa laterale per la Villa Cidrese. Pinna a ricevere, scambiare nuovamente con Lussu che poi rischia il dribbling su Rocuzzo, corda di testa, non riesce a spizzarla Piras, una zona, qui il numero 9 è già passato a giudicare dal colore della sua maglia. Muscas, qui arriva Puzzu, prima di lui prova a girarsi, a trovare Piredda, Angeleddu però con esperienza, spazio per il destro di Angeleddu, sopra la traversa, applausi comunque per Marcello Angeleddu. Riuscito a inquadrare lo specchio della porta, forse tra poco anche la segnalazione del recupero, vediamo qualche movimento a panchina della Villa Cidrese per quanto riguarda la lavagna. Ancora qualche minuto però da giocare prima del recupero, qui si ferma Piras, allontana il pallone Manfredi, poi ancora serie di rimpalli, alla fine arriva il fischio, forse per un fuorigioco, so che l'arbitro indica che la punizione è in diretta. Lancio lungo di Salvatore Bruno a cercare la sponda aerea di Angeleddu che di testa ma troppo morbido per impensierire congiunti. Aspetta ancora qualche secondo il portiere della Nuorese prima del rinvio per farli salire, non sempre preciso qui il rimbalzo, favorisce in un primo momento il centrocampo ospite, poi la Villa Cidrese non riesce invece a ripartire con questo colpo di testa di Piras che poi fino alla fine prova a crederci su questa palla vagante che Congiunti stava aspettando
al limite della propria area di rigore, poterla controllare con le mani. Qui l'ultima a toccare è Tuccio, rimessa laterale sulla fascia destra per la squadra di Graziano Mannu. La terza partita sulla panchina della Villa Cidrese, la quarta da tecnico. Aussi ha dovuto scontare il turno di squalifica, è arrivata la sconfitta per la sua squadra. Prima vera in panchina la giocata qui, la disputata qui contro il Bosa, partita della rinascita della Villa Cidrese dopo un periodo più che negativo. Mentre qui Piras finisce a terra su questo lancio lungo, contrasto con Peana, incidente stradale giudicato comunque dentro il regolamento dall'arbitro, che non fischia. Villa Cidrese con Muscas e guadagna un'altra rimessa. Ultimo minuto prima della segnalazione del recupero, Corda qui prova a giocarla, raddoppiato dietro per Lussu, colpo di tacco di Muscas ancora per Corda che l'alza di testa nuovamente per Muscas, poi Corda qui finisce a terra Pireda, per l'arbitro non c'è fallo, si accentra Corda, vuole il destro Murato, palla che però arriva in area di rigore dove Muscas alza troppo la gamba, intervento giudicato pericoloso. Dovrebbero essere 2 minuti di recupero, il 45esimo che scocca in questo istante, il rinvio di Congiunti, colpo di testa di Pinna, poi Muscas, Corda tra due, non riesce a passare, Rocuzzo alza il pallone dove c'è solo Pinna, di prima alza ancora un'altra palla che De Murtas non riesce a controllare, Peana apre dove c'è Vinci, attenzione perché stiamo per arrivare nella zona in cui il pallone si inchioda, lo sa Medda che aspetta, prova ad andare lungo da Piras, trova solo Fabio Cocco che può amministrare. Con il mancino va a cercare Ragazzu, poi l'anticipo qui di Vinci, Ragazzu finisce a terra e guadagna un calcio di punizione in zona favorevole per la Nuorese. Siamo entrati nel recupero del primo tempo. Sul pallone andrà Fabio Cocco, la 13ª stagione con la maglia della Nuorese. Vediamo la scelta di Cocco. Prova ad andare al centro della di rigore, palla che si alza, c'è stata anche la segnalazione da parte dell'assistente di fuorigioco, poi per l'arbitro non c'è più tempo, squadre che vanno negli spogliatoi sulla 0-0, finisce il primo tempo a Villa Cidro, non ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo in diretta per il secondo tempo di Villa Cidrese Nuorese. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta con le immagini di Francesca Sini dal comunale di Villa Cidro, dove vi stiamo raccontando la 13ª giornata del campionato di eccellenza. La sfida tra la Villa Cidrese e la Nuorese si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti. Squadre che stanno tornando in campo, sono pronte a riniziare la sfida, mancherebbe solo il pallone, dettaglio non da poco. Qui partirà con il calcio d'inizio la Villa Cidrese, che ha provato a colpire, 13ª occasione per Piras, un diagonale non troppo lontano dal palo. Qui tentativi da fermo di Angheleddo, che ha avuto
anche una chance sempre dalla distanza per far male, non inquadrando però in quella circostanza lo specchio della porta. Dall'altra parte la Nuorese che ha colpito una traversa sull'iniziativa di Vinci sulla sinistra, mentre qui ci prova Muscas. Anche la chance per Ragazzo, poi in quella circostanza si è fatto male Giovanni Bulla. Suo posto è dovuto entrare dopo appena 11 minuti Andrea Piredda, unica variazione fino a questo momento degli 11 titolari scelti da Cantara per quanto riguarda la Nuorese e Graziano Mannu. La Villa Cidrese in campo, Pisano tra i pali, Medda e Luso sulle fasce di difesa, Bruno e Pinna sono i due centrali. A centrocampo da destra verso sinistra stanno giocando Cordeddu, Angeledu, Paulis e Muscas, con Corda a supporto di Manuel Piras. Tra parte Nuorese schierata con congiunti in porta, poi Peana, Tuccio, Roccuzzo, Manfredi, Puzzu, Piredda, De Murtas, Ragazzu, Cocco e Vinci. Se mi prendi il braccio salto. Rinvio lungo di Pisano. C'è Puzzu tutto solo, può provare ad andare proprio da Piredda, ha qualche difficoltà ad addomesticare il pallone tra tante maglie rosse, se ne va però qui Piredda, aiutato anche da Roccuzzo, qui fa partire il cross dall'altra parte per Vinci, colta di sorpresa la difesa della Nuorese, Vinci non riesce a controllare, poi scarica per Cocco, cross sul secondo palo dove arriva Roccuzzo che non riesce a rendersi pericoloso, poi allontana il pericolo Muscas, colpo di testa che non basta ad evitare che il pallone arrivi dalle parti di Manuel Piras, circondato da maglie verde e azzurre. Il 9 della Villa Cidrese si porta il pallone in rimessa laterale. Paulis di testa, palla che resta lì ferma a centrocampo, allora Cocco riesce ad aprire dove c'è Vinci, limite dell'aria per Vinci, prova a far partire il destro, deviazione che favorisce Ragazzu che calcia alle stelle. Che occasione però per la Nuorese. Qui Ragazzu non è riuscito a colpire il pallone in zona comunque pericolosa, non semplicissimo, dopo il rimpallo sul tiro di Vinci. Qui uomo più pericoloso sicuramente per quanto riguarda la Nuorese. A parte quello che ci ha provato di più è Marcello Angeledu, anche Piras quando viene imbeccato con i giusti filtranti può essere uomo da temere per le difese avversarie. Qui in zona Pozzanghera Corda riesce a controllarla, prova poi ad andarsene in dribbling, ultimo a toccare, difficile da dire dalla nostra postazione visto che c'è la panchina della Nuorese davanti, ma si tratta di un giocatore della Nuorese visto che poi a rimettere in gioco il pallone è l'inquadrato Michel Medda, oggi schierato da terzino destro. Ricordiamo l'assenza pesante di Capitano Fenu in casa Villa Cidrese. Speriamo di poter rivedere sicuramente presto in campo, anche se bisognerà aspettare col brutto infortunio contro l'Ilva Maddalena. Qui Cordeddu fa partire il cross, allontana la difesa della Villa Cidrese, poi duello tra Roccuzzo e Corda, recupera pallone regolarmente l'argentino che prova a ripartire, trattenuta di Piras che rischia anche il giallo, lascia giocare però l'arbitro Eleonora Pili, arbitraggio molto all'inglese nel primo tempo. Sta confermando anche nella ripresa e tutto sommato ritmi anche abbastanza gradevoli. Qui duello tra 10 con Paulis che va a strappare letteralmente la fascia del capitano di Fabio Cocco. Adesso arriva inevitabile il calcio di punizione, già ripartita la Nuorese. Medda ancora con qualche difficoltà nel duello con Vinci in questo inizio di ripresa, riesce a chiudere in rimessa laterale.
Attuccio con le mani si appoggia Vinci, giocatore reduce dall'esperienza con il Guspini, cresciuto anche nel settore giovanile del Cagliari, che si è messo in mostra già con 3 reti in questa stagione. Vinci controlla, prova a mettere il pallone in mezzo, qui in tuffo allontana Angeleddu e poi Piras, fischiato il fuorigioco. Piras che rientrava dalla metà campo avversaria, ovviamente il calcio di punizione va battuto nella metà campo della Nuorese, altrimenti non sarebbe possibile fuorigioco. Infatti prova a guadagnare qualche metro la squadra ospite, ma il minimo che si possa fare è battere la punizione dietro la linea di centrocampo. Batte De Murtas, profonda per Ragazzu, troppo profonda, Pisano controlla con le mani. Vio lungo, il solito Gemiliano Pisano. Piras non ci arriva di testa, allontana il pallone Peana, poi Paulis dove c'è De Murtas, l'appoggio lì per Piredda, prova ad avanzare Rocuzzo, qui l'apertura sulla sinistra per Vinci, aiutato anche dal campo per controllare questo pallone, poi il tentativo di passaggio al centro, Villa Cidrese che regala questo pallone a De Murtas, apertura adesso per Piredda, duello con Lussu tra 2002, la deviazione sul tentativo di Piredda, sarà calcio d'angolo per la Nuorese che ha iniziato meglio questo secondo tempo. Parte il cross, Pisano con il pugno, prolungare la traiettoria, Paulis la tiene in campo, poi prova a cercare Muscas, controllo complicato, l'ha recuperata la Nuorese, palla poi vagante, qui tra le linee Vinci, si appoggia dalle parti di Cocco, fa partire il cross sul secondo palo dove c'è Piredda tutto solo, Lussu riesce in qualche modo ad eludere l'intervento di Piredda che applaude poi il suo capitano, il suo numero 10. Rinvio dal fondo per Pisano. La gioca lunga. Va a giocare sulla seconda palla adesso Villa Cidrese, qui serie di colpi di testa, alla fine Paulis, Cordeddu, palla che non rimbalza più sul terreno di gioco, anche Bruno a prolungare questo duello aereo, poi duro contrasto tra Med e Vinci. Commettere fallo è stato Michel Med, secondo l'arbitro, calcio di punizione per la Nuorese. Entrambi a terra comunque, i due esterni stanno dando vita a un duello più che interessante su questa fascia. Qui punizione battuta a sorpresa, Bruno però è attento, De Murtas la mette sul sinistro, calcia poi Manfredi. Troppo debole per impensierire Pisano. Con le mani, palla giocata corta per Lussu, campo davanti a sé, può avanzare, poi vede Piredda e la alza per Muscas, qui in qualche modo Muscas poi va da corda, dietro per Angeleddu, c'è Cordeddu apertissimo sulla destra, preferisce andare da Piras e fa bene Angeleddu, anche se congiunti con le mani lo anticipa. Sembra essere tutto pronto per il primo cambio in casa Villa Cidrese. Stessa staffetta di Ghilarza, dovrebbe uscire Piras, al suo posto Figos. Cordeddu con il destro non riesce a trovare Muscas, poi Tuccio domestica il pallone, lo alza dove ci sono solo maglie rosse. Bruno controlla e rilancia per Piras. Attenzione perché il pallone è buono, Peana riesce ad anticipare l'attaccante della Villa Cidrese.
Poi grande anticipo di Lussu, falloso secondo l'arbitro. Indicazioni per il centrocampo della Villa Cidrese, parte nella panchina, mentre qui finisce a terra Piredda. Ancora un fallo fischiato contro la Villa Cidrese. Eccolo qui, pronto il cambio. Vediamo se si aspetta la battuta della punizione oppure no. Non si aspetta. Allora, come anticipato, fuori Piras, dentro Figos. Così che sentite sono per il numero 21 in gol contro il Ghilarza, il 2-1 decisivo per fermare la striscia di risultati utili consecutivi del Ghilarza. Non perdeva dalla prima giornata con il Taloro Gavoi, ancora in battuta in casa, che invece settimana scorsa è ritrovata a dover cedere contro la Villa Cidrese. Qui arriva il cross direttamente sul fondo, quello di Fabio Cocco. Cambia nulla dal punto di vista tattico per la Villa Cidrese, schierata sempre con questo 4-4-1-1 con corda a supporto della punta. Cambiano ovviamente le caratteristiche tra Piras e Figos, che può sicuramente duellare meglio su questi palloni lunghi, questi rinvii lunghi di Pisano, anche se qui non arriva a superare il centrocampo. Poi Paulis, Figos con il petto, grande sponda per Corda che poi la alza per Muscas, prova il controllo limite dell'aria, non c'è il tocco con la mano che vorrebbe il giocatore alnorese. Poi Muscas però va a commettere il fallo nel tentativo di recuperare il pallone, il calcio di punizione per gli ospiti. Un cambio per parte dunque dopo l'ingresso di Alessio Figos in casa Villa Cidrese. La Norese aveva fatto entrare Andrea Piredda dopo appena 11 minuti al posto dell'infortunato Giovanni Bulla. A disposizione di mister Graziano Mannu ci sono ancora, oltre al secondo portiere, Manuel Ardau, Alessio De Montis, Michele Cadia, Mattia Cinos, Nicola Labriola, Manuele Porro, Umberto Festa e Alessandro Figus. Calderaro, Becconi, Farris, Porcutolu e Periale sono invece gli uomini ancora a disposizione di mister Cantara. Altro fallo di Muscas. Il cambio lato a cercare Vinci, Medda di testa, rimessa laterale. Fattuccio con le mani. Vinci, palla di ritorno un po' corta, poi arriva comunque il cross di Tuccio, allontana Bruno, De Murtas, Figos dà solo per un attimo pressione, poi Vinci tra due prova a destreggiarsi, torna dietro da Tuccio, Paulis a murare il cross, ancora De Murtas avanza con il sinistro, Paulis, Cocco dalla distanza, deviazione di Angeleddu, Pisano non riesce ad evitare l'angolo. Altro corner per la Nuorese. Qualche problema con i palloni adesso al comune di Villa Cidro, ce n'erano 3 in campo, adesso sono finiti 2 fuori. Poi l'Onora Pili va anche a dire qualcosa ai panchinari della Nuorese che si stanno riscaldando sulla linea di fondo. Attenzione a Cocco che la gioca corta per Peana, il cross troppo su Pisano. Aveva un po' colto di sorpresa la Villa Cidrese questa iniziativa di Peana, partito solo, poi Corda qui trattenuta fin troppo vistosa, non la può non fischiare l'Onora Pili.
che va anche ad ammonire Polo Tuccio. È andato il primo quarto d'ora in questo secondo tempo, ancora mezz'ora a disposizione di Villa Cidrese e Nuorese per cambiare il risultato, inchiodato fino a questo momento sullo 0-0. Ma Angheleddu, la battuta della punizione molto profonda, la legge bene Congiunti, c'è al limite della propria area piccola, in uscita, controlla in presa alta. Poi rinvio così del portiere arrivato dal latte dolce direttamente in rimessa laterale. Ma Angheleddu non la lascia Michel Medda. Cercato Figos di testa, non riesce a spizzarla nel migliore dei modi per Corda, poi il rimbalzo non tradisce Bruno che riesce a calciare la zolla e il pallone, poi bella palla di Angheleddu per Muscas, l'uscita di Congiunti. Angheleddu apre per Muscas, sovrapposizione di Lussu, Muscas preferisce andare al cross, allontana Peana. Paulis apre sulla destra per Cordeddu, la legge bene Tuccio, prova a ripartire con Vinci la Nuorese. Da una mano Cordeddu, Cocco, Angheleddu davanti a sé. C'è Tuccio libero sulla sinistra, lo serve alla fine Cocco, Tuccio deve venire a giocarla molto dentro, poi Ragazzu allontana il pallone Paulis, il duello con Tuccio, palla che non è uscita, Vinci può puntare Medda, doppio passo, sovrapposizione di Tuccio ignorata da Vinci, arriva il cross, recupera la Villa Cidrese che poi lancia Figos, netta posizione di offside. Qui Figos a correggere, punto di battuta del calcio di punizione per la Nuorese, ignorato da Peana, poi va De Murtas al lancio lungo, Lussu la svirgola, Pisano riesce a controllarla, ovviamente non si può trattare di retropassaggio, la può prendere con le mani l'estremo difensore di casa. Figos di testa, direttamente in rimessa laterale, andrà a battere Puzzu. Vinci. Con l'intervento di Paulis prova ad andare Tuccio sulla sinistra. Messa laterale per la Villa Cidrese, Michel Medda che deve stare attento alla pressione alta ovviamente della Nuorese. Cordeddu su lungolinea per Figos che viene però anticipato. Piredda pensa anche al tiro, poi trova Ragazzu, duello con Bruno da terra, poi Cocco, ancora Cocco, Medda non lo molla, costretto a tornare indietro il capitano della Nuorese. Adesso Corda davanti al 10, Peana alza altissimo questo pallone, Vinci, grande controllo, limite dell'area di rigore, Paulis riesce a controllarlo, poi Vinci finisce a terra. Anche qualcosa da ridire, contrasto regolare però qui con l'arbitro che era anche a pochi passi.
non riesce a tenerla in campo Piredda. Se n'è andato anche il 20° questo secondo tempo, ancora 0-0 il risultato al comunale di Vilacidro. Cocco va a saltare Angeleddu, apre il pallone per Piredda, linea laterale, cambia tutto dove c'è Vinci. Medda può sfruttare il fisico, Vinci spintona però il 2 della Villacidrese. Calcio di punizione per i padroni di casa. Batterà la punizione l'inquadrato Toto Bruno. Muscas qui con il petto, prova a portarsela avanti. De Murtas, pressato ancora da Muscas, poi salta per evitare la deviazione possibile faro laterale. Alla fine è Piredda a mandarla fuori, non riuscendo a controllarla. Vediamo se arriva l'altra sostituzione per la Villacidrese. Qui attenzione al colpo di testa di Pinna, rischiando di creare problemi alla difesa della Nuorese. Ci riprova il capitano, poi alza il pallone Paulis. Angeleddu ci conta da 2, dietro per Lussu, fa partire il cross di prima intenzione, troppo su Congiunti. Qui il rimbalzo troppo lungo per Vinci, allontana Medda, corda di testa, non riesce ad intercettare, prova a ripartire Manfredi, poi Vinci pressato da Paulis, il pallone che resta inchiodato lì per il fango, poi palla alzata in rimessa laterale. Vediamo se arriva adesso la sostituzione nuorese. Eccola qui, la seconda della partita dopo l'ingresso di Piredda. Vediamo la scelta di mister Cantara. Esce Tuccio con la maglia numero 3, al suo posto Marco Farris con la maglia numero 14. Seconda sostituzione in casa nuorese. Fuori Tuccio, dentro Farris. Medda prova ad andare da corda, recupera il pallone di Murtas che lo apre dalle parti di Piredda, prova a spingere, ancora Piredda, viene dentro il campo, scarica il sinistro, alto sopra la traversa. Si riparte con il rinvio dal fondo di Geminiano Pisano. Cordeddu di testa, anzi di petto, prova ad addomesticare il pallone, Vinci recupera, poi qualche problema a gestirla, allora la verticalizzazione di corda per Figos, non è entrato Farris, riesce solo a chiudere ma non ad andare in rimessa laterale, poi ancora Farris alza il pallone di testa a Lussu, a controllarlo Muscas che poi apre per Lussu nuovamente. Prova a guadagnare campo, velocissimo Lussu, finisce a terra, poi ancora Caperve sul pallone, limite dell'area, fa partire il cross direttamente sul fondo, poteva sfruttarla meglio Giacomo Lussu.
Anche un problema al volto su questo contrasto per Lussu, costretto ad uscire momentaneamente per il soccorso medico. A dare una mano anche Peana. Momentaneamente in 10 adesso la squadra di mister Graziano Mannu. Anche se è pronto a rientrare Lussu, colpo di testa di Corda, poi di Angeleddu. Figos prova a ripulire l'azione, la lascia lì per Corda, duello tra numeri 4 con Roccuzzo. Angeleddu, palla alzata per Figos, Peana, Cocco di prima intenzione per Ragazzu, prova a controllarla, l'ha recuperata però Muscas, che qui prova ad andarsene in dribbling orizzontalmente. Cocco a recuperare il pallone, ad aprirlo per Manfredi, che adesso fa il terzino sinistro. Qui Medda davanti alla panchina della Nuorese, va a spintonare Vinci, becca anche il giallo, secondo ammonito in casa Villa Cidrese dopo Corda. Calcio di punizione per Fabio Cocco. Al limite dell'area di rigore della Villa Cidrese i saltatori della Nuorese, qui il cross però non arriva, Paulis non riesce ad allontanarla nel migliore dei modi, la regala Ragazzu, palla per Vinci che cade nuovamente a terra, Villa Cidrese non riesce a tenerla in campo, la rimessa è per gli ospiti. Messa laterale controllata, poi prova a prendere la linea di fondo Vinci, parte il cross, Angeleddu a chiudere. C'è un angolo che andrà a battere Cocco. Parte il cross, altezza primo palo Pisano e poi a porta vuota non riesce nella girata Manfredi. Grande chance questa direttamente alla bandierina per la Nuorese. Villa Cidrese che in questo secondo tempo invece sta faticando di più a creare occasioni. Risultato che però non si sblocca sempre sullo 0-0, il rinvio lungo di Pisano, il rimbalzo, Corda prova ad arrivarci, non ci riesce, lancio lungo per Vinci, controllo difettoso del pallone però lì non si schioda, Medda lo deve proteggere, Bruno dovrebbe dare una mano in appoggio, Cordeddu con un colpo di tacco, poi alla fine riesce a prolungare il tocco di Farris, Lussu per Roccuzzo. Puzzu, Piredda, duello con Lussu, serie di finte di Piredda che prova ad andare sul fondo, poi la mette con l'esterno mancino, allontana Paulis, poi palla lunga che non trova né Figos né Corda, gli unici due esenti da fase difensiva in queste situazioni che danno sempre una mano in verticale sopra la linea della palla. Appena la Villa Cidrese la recupera, qui però non stanno arrivando le ripartenze che vorrebbe mister Graziano Mannu. Vediamo se va a studiare anche qualcosa in termini di cambi per cambiare la partita. Come attaccante c'è Umberto Festa, fatto molto bene da subentrato a Ghilarza. C'è anche Emanuele Porru come esterno offensivo. Per il momento però, a parte la solita staffetta, Piras Figos non ha voluto cambiare nulla
Graziano Mannu, quando ormai siamo giunti anche alla mezz'ora di questo secondo tempo, 75 minuti, se ne sono andati. Più attenzione a Muscas che pensa al tiro diretto col mancino, tentativo più che velleitario del classe 2000 Luka Muscas. Adesso il rinvio dal fondo sarà per Congiunti. Angeleddu di testa, rimessa laterale. Guadagna metri la Nuorese, altra rimessa con le mani. Mentre forse è pronto un altro cambio in casa Nuorese, vediamo pronto ad entrare Rodolfo Periale. Il Murtas riesce a controllare questo pallone, poi sbaglia completamente il tocco in avanti. Vediamo se fa adesso il cambio mister Cantara o aspetta ancora. Perché ne ha uno in coppia. Cordeddu di testa per Paulis, la alza, poi Figos, apertura per nessuno, lontana la Nuorese, Ragazzu, controllo così così, viene però a creare lo spazio per Cocco che verticalizza per nessuno, la palla che tra l'altro dovrebbe essere uscita. Pronto un cambio anche in casa Villa Cidrese, dovrebbe trattarsi di Emanuele Porru che prenderà il posto di Luka Muscas, un esterno mancino. Prima però questo tentativo della Villa Cidrese, Cocco, Cordeddu, poi il cambio lato con l'anticipo di Lussu su Pired, ancora Lussu qui con Puzzu, poi palla che resta ferma, qui poi Lussu va a commettere fallo, altro ammonito in casa Villa Cidrese. No, è arancione, non è rosso. Dopo che è rosso. Bravo, Segnalino, capisci troppo. Tanto movimento dalle parti della panchina della Villa Cidrese, si accende una discussione con il team manager, il guardaline Francesco Meloni. In attesa del cambio, vi abbiamo detto, Muscas lascerà il posto a Emanuele Porru. Qui il calcio di punizione battuto lungo nel frattempo alla ricerca delle punte, poi Cocco prova centralmente ad accendersi, apre tutto per Piredda, prova a mettersi sul mancino, Lussu ormai ha capito le intenzioni del suo avversario, salva tutto, palla poi lunga per Figos che prova a dare pressione a Peana, altra palla alzata direttamente nella tribuna di fronte alla nostra. Facciamo dell'espulsione, Segnalino. Eccolo qui il cambio. Fuori Muscas, dentro Porru. Secondo cambio dopo l'ingresso di Figos. Porru si sistema largo a sinistra ovviamente. Un cambio alla disposizione alla Villa Cidrese. Cambio anche in casa Nuorese, con l'ingresso annunciato di Periale al posto di Vinci.
Attaccante argentino Rodolfo Periale va a mettersi lì vicino a Ragazzo, mentre qui il tentativo di andare in verticale da Figos non passa. Poi altra palla lunga allontanata da Peana, Cocco può controllarla e avanzare, Angeleddu va a contrasto, Ragazzo scambia con Cocco, arriva Corda, pallone che viene buttato fuori, non è arrivata l'interruzione con un problema per Porru. Al gomito, per cui il pallone è uscito fuori. Morese riparte dopo questa rimessa laterale. Angeleddu, Corda apre per Cordeddu, il colpo di testa però di Manfredi, cercato Periale, anzi il pallone non arriva all'argentino, se lo va a prendere di forza, poi Roccuzzo potrà dare connazionale, preferisce la sovrapposizione per Manfredi che anche lui però è argentino, poi Periale la lascia lì per Roccuzzo in questo tentativo, la deviazione di Bruno che riesce ad evitare il calcio d'angolo, no. Monica Ortu, seconda assistente, va a segnalare l'angolo, prima però da verificare le condizioni di Piredda e Porru, fasciatura al gomito per lui, e anche Piredda può tornare in gioco, dunque si torna a giocare in 11 contro 11 dopo il momentaneo 10 contro 10, qui con questo triangolo argentino, Manfredi che fa il terzino sinistro dopo l'ingresso di Farris, Roccuzzo e il nuovo entrato Periale. Morese è andata a conquistare questo calcio d'angolo che batte il solito Cocco, allontana la difesa della Villa Cidrese, altra possibilità per il fantasista Figos a murare il cross. Finale allora ancora tutto da vivere con il risultato che continua a restare 0-0. Tanto movimento adesso da parte dei giocatori della Nuorese nel tentativo di trovare giusto appoggio sulla rimessa laterale. Figos la alza in rimessa a metà campo però della Nuorese. Bruno, prima intenzione, la alza, Figos di testa, palla che arriva dalle parti di Peana, Piredda, Angeleddu, De Murtas, ancora Piredda, può cambiare tutto dove c'è Manfredi, si propone Periale, sulla stessa linea, il cross per Ragazzo, può calciare il destro al volo, direttamente nei parcheggi del comune di Villa Cidro. Solito rinvio lungo di Pisano, solito colpo di testa di Angeleddu che non trova Cordeddu, poi ci riprova Angeleddu, cercare Figos, Paulis, Manfredi, Periale, qui mezza a due l'argentino, non riesce a trovare nessuno, Cordeddu se la allarga, poi finisce nella zona più complicata forse del comunale di Villa Cidro quest'oggi. Qui Roccuzzo in qualche modo trova Cocco, poi avanza il 10, salta Angeleddu, Bruno fa muro, giallo anche per lui.
quarto ammonito in casa Villa Cidrese. Vado serena e sei a fare uomo vecchio! Dopo Corda, dopo Medda e dopo Lusso, praticamente i 3 difensori, solo Pinna non si è beccato il giallo. Pacocco, Mister, si stanno togliendo il lavoro! battere questo calcio di punizione, zona simile a quella da cui ha calciato Angheleddu nel primo tempo. Cocco va direttamente in porta, Pisano non perfetto, poi riesce a salvare sulla respinta. Proteste per un eventuale fallo su Pisano. Una grande chance questa per l'Annuorese, un Pisano che continua a spiegarsi, anche un problema al ginocchio sembrerebbe. Si riparte con il rinvio dal fondo di Pisano, si sistema dopo il contrasto subito. Qui corto il rinvio, Cocco allora controlla, apre per Piredda, nuovo duello con Lusso. Prova a puntarlo Piredda, arriva Paulis in aiuto, passa Piredda che prova a prendere il fondo, Pinna capisce tutto, poi il rimpallo, l'ultimo a toccare è Piredda. Invio lungo di Pisano, Angheleddu cerca Figos, altro colpo di testa per la punta della Villa Cidrese, poi il pallone che resta buono per Porru, torna Piredda a dare una mano in difesa a Porru, qui regala il pallone a Cocco, poi Rocuzzo, aiutato dalle condizioni del campo per controllare questo pallone, Pinna, apertura per Lusso, va lungo da Corda, di testa per Porru che prova ad andare da Figos. Il rimbalzo tradisce l'attaccante. Congiunti, Pinna di testa, poi Cocco può aprire dove c'è Manfredi, con l'uscita di Tuccio e lui l'esterno di sinistra nella difesa di Giuseppe Cantara. Eccolo qui, ancora l'argentino, può far partire il cross, la chiama Pisano, la controlla con sicurezza stavolta. Porru prova ad andare da Figos, non lo trova, Piredda, Lusso di testa, ancora Porru, poi Lusso, c'è Corda, alla di ritorno per il 4, Puzzu chiude in rimessa laterale, approfitta per guadagnare metri, manca un minuto alla fine della partita, più recupero, messa laterale battuta, possibilità per Porru, finta di andare sul destro, poi sul sinistro, guadagna il calcio d'angolo. E occasione allora della bandierina per la Villa Cidrese, sono 3 i minuti di recupero per il secondo tempo. Segnalati adesso. Io vedo, sono capo ultra, sì, magari
Arriva il cross, allontana Manfredi, possibilità per Lusuk con il destro, la manda direttamente fuori. Con il piede preferito di Giacomo Lusuk, comunque ci ha provato, anche per evitare una pericolosa ripartenza dopo il corner. Attenzione qui a Periale, Ragazzu controlla al limite dell'area, prova ad andare da Piredda, non ci arriva Piredda. Invio dal fondo per la Villa Cidrese. Interessante comunque questo tentativo di imbucata di Ragazzu per Piredda. Se ne sta andando il primo dei 3 minuti di recupero. Ancora 2 a disposizione Villa Cidrese e Nuorese per cambiare il risultato. Pisano, Angeleddu di testa, altro colpo di testa. Paulis per Figos, Puzzu, sarà ancora corner e si accende anche il pubblico di Villa Cidro, perché da queste situazioni in questo finale possono nascere occasioni importanti. Pallone lasciato al destro di Cordeddu. Dentro Bruno, sta arrivando anche Pinna con Angeleddu e Figos. Parte Cordeddu, cross sul secondo palo, Pinna di testa, salva in qualche modo Congiunti. È andato via anche il secondo dei 3 di recupero, ancora 1 a disposizione per queste 2 squadre. Cordeddu, Corda, buono il controllo, c'è la possibilità di andare da Figos, non più perché De Murtas si oppone. Lancio lungo, direttamente in rimessa laterale, quello di Farris. Prova a giocarsela fino alla fine Villa Cidrese. Angeleddu, serie di colpi di testa, non c'è più tempo, fischia 3 volte l'arbitro. Villa Cidrese e Nuorese chiudono la partita sullo 0-0, non si sblocca il risultato e allora un punto a testa dopo questa 13ª giornata del campionato di eccellenza. Io ringrazio Francesca Casini per le immagini, un saluto da Roberto Carta, un appuntamento ai prossimi eventi sportivi su Directa Sport Live TV.